Quali le ultime novità relativamente al mercato libero dell'energia e del gas? Allora, col 10 di gennaio c'è il mercato tutelato del gas, quello invece della luce lo hanno spostato al 1 di luglio, per cui gli ultra 75 anni, gli invalidi, gli ammalati o chi ha bisogno di apparecchiature rimarrà comunque nel mercato tutelato. Per quanto riguarda invece i contratti, la cosa è un poco più pericolosa perché dal 1 di gennaio l'ARERA ha stabilito che chi fa un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato non potrà uscire dal gestore se non pagando una penale. Quindi bisogna stare con gli occhi aperti, vedere quanto ti danno di penale e quindi scegliere fra i vari gestori. Relativamente al gas? È proprio così, il gas, chi è ormai in quel mercato rimane con il gestore, chiaramente, però gli faranno delle condizioni particolari. Sta a vedere se gli conviene, se non gli conviene, quindi potrà uscire. Attenzione perché in questo periodo, chiaramente, ci sono 700 aziende che intendono guadagnare da questo mercato del gas e della luce. Fate attenzione a non dire mai la parola sì quando vi chiamano, fate attenzione a quello che vi propongono, perché con la parola sì loro la tagliano e la mettono eventualmente nel contratto, vi fanno dire sempre sì. Quindi aprite sempre gli occhi, state attenti. Ecco, come si può, diciamo, districarsi in questo mare di offerte un utente? Ma l'utente purtroppo è costretto a imparare a leggere la bolletta. Noi come Assoutente abbiamo creato un gruppo d'acquisto, perché chi volesse essere interessato può venire da noi e capire di come si legge una bolletta e quali condizioni vengono applicate. In questo gruppo d'acquisto siamo riusciti ad avere il minimo referenziale, per cui riusciamo ad essere competenti con gli altri gestori. C'è sempre da fare attenzione, specialmente a luglio quando cambierà il tutelato con il mercato libero. Lì bisogna tenere gli occhi assolutamente aperti. Attenzione pure a leggere le bollette, perché le bollette sono composte dalla voce energia, dovrebbero essere composte dalla voce energia, spread e quota fissa. In più poi c'è il trasporto energia, ma quello lo decide l'ARERA, e gli oneri del sistema che decide sempre l'ARERA. Però se non ci sono queste tre voci essenziali, state attenti perché le mettono nella voce energia e non vi accorgete mai della Quindi, truffa. per ricapitolare, chi al momento ha un contratto con l'Enel, il vecchio contratto con l'Enel, cosa deve fare e che tempo ha per scegliere? Facciamo attenzione a due Enel, c'è Enel che è un servizio elettrico nazionale, c'è quello che è il mercato tutelato, e c'è poi Enel Energia. Enel Energia è sempre un mercato libero, quindi chi è già in Enel Energia come gas rimarrà, ma l'energia però darà un nuovo contratto con delle nuove tariffe. Bisogna sempre fare attenzione.